smart working, ma in realtà il legislatore non lo conosce, il legislatore non usa questa terminologia italo-anglofona, bensì parla di lavoro agile, quindi pensa a un qualcosa, usa una parola italiana, usa l'agilità. E invece noi perché usiamo questa parola straniera, che tra l'altro gli stranieri non usano, la usiamo solo noi? La usiamo perché echeggia un lavoro intelligente e quindi una cosa desiderabile, una cosa piacevole, ma in realtà lo vedremo anche lo smart working, oltre alle luci, anche delle ombre, e quindi è un vero e proprio banco di prova di quello che sta succedendo. Non solo, ma se guardiamo alla realtà, quello che sta succedendo oggi, in realtà non possiamo parlare né di smart working né di lavoro agile, perché quello che stiamo facendo è, e sono d'accordissimo con Boeri, è lavoro da remoto, peggio, lavoro da remoto fatto da casa, con gli spazi che ci sono a disposizione. Quindi stiamo parlando di un qualcosa che ricorda una parola vecchia, ricorda il telelavoro. E quindi in fondo stiamo usando una cosa nuova ma a modo vecchio, quindi non c'è dubbio, abbiamo bisogno di cambiare la cassetta degli attrezzi e con essa cambiare il modo di vedere e di fare le cose. Allora, perché dicevo che oggi lo smart working è all'ordine del giorno? Beh, un tema lo ha già affrontato la professoressa Filì, 50 anni dallo Statuto dei lavoratori. Quando è nato il lavoro agile e lo smart working? Nel 2017 nell'ambito di una legge che si chiama Statuto dei lavori, Statuto del lavoro autonomo. Quindi Statuto del lavoro autonomo nel suo articolo 18, il 18 vi ricorda qualcosa? È il famoso articolo 18 del vecchio Statuto dei diritti dei lavoratori. Ecco, nel nuovo Statuto del lavoro autonomo si parla nell'articolo 18 di lavoro agile. Ma che c'entra? Perché è messo lì un lavoro che, lo dice il legislatore, è un lavoro subordinato, lo dice il legislatore, è un lavoro subordinato messo nello Statuto del lavoro autonomo. E qua c'è questo tentativo di passare gli argini, di mescolare le cose, di un lavoro ibrido, quindi parliamo dello Statuto del lavoro autonomo, ma lì ci mettiamo anche un lavoro subordinato che ha molte caratteristiche del lavoro autonomo. Quindi cerco di tenere insieme cose che sono già state dette. Non solo, ma oggi il lavoro agile, lo smart working, è proprio all'ordine del giorno perché il Presidente Conte ci ha anticipato che intende allungare l'emergenza. Non scadrà il 15 ottobre, ma il 31 gennaio, quindi avremo un anno di emergenza. Qual è il primo effetto di questo prolungamento del periodo di emergenza? Il primo effetto è che i datori potranno continuare a usare quello che stanno usando adesso, quello che chiamano smart working, ed è un lavoro da remoto d'emergenza. Quindi allungare questo periodo serve soprattutto ad avere delle regole certe per usare il lavoro da remoto, il lavoro da casa. Non solo, ma se avete comprato il nostro quotidiano, il Messaggero Veneto, poi ritorno su questo punto, oggi la nostra regione ha iniziato un cammino verso una legge che è stata presentata come la legge che intende agevolare lo smart working. Ritorno su questo punto perché vorrei chiarire alcune cose. Però prima di arrivare alla nostra regione, quello che sta succedendo oggi, vorrei portarvi passo per passo alla situazione attuale. Allora, facciamo un passo indietro. Dicevo, il lavoro agile è stato creato dal nostro legislatore nel 2017 con la legge numero 81, lo Statuto del lavoro autonomo. Ecco lì, quel lavoro agile lì, oggi noi possiamo definirlo come un lavoro genuino. Perché un lavoro genuino? Perché pensava che la scelta di lavorare a casa fosse una scelta di entrambe le parti, datore e lavoratore. Quindi una scelta basata sul consenso, su un patto di agilità, patto che oggi non c'è.
Tutti quelli che hanno lavorato da casa oggi sanno benissimo che non è stato chiesto il loro consenso. Questa è la principale caratteristica del lavoro agile d'emergenza. Quindi quel lavoro disciplinato dal legislatore prevedeva queste caratteristiche: la possibilità di lavorare in parte, quindi non completamente come stiamo facendo adesso, ma solo in parte, e le sperimentazioni riguardavano per lo più un giorno alla settimana, al massimo 2, 1 o 2 giorni alla settimana da casa, quindi lavorare in un luogo diverso con un orario diverso. Questa era l'idea. Che cosa stiamo invece sperimentando? Beh, innanzitutto dobbiamo dire che stiamo subendo la forza delle cose. Ci stiamo rendendo conto di come la forza delle cose cambia completamente lo scenario, e quindi l'epidemia, la pandemia, che cosa ha determinato? Soprattutto un'accelerazione nell'uso delle tecnologie. Probabilmente molti come me avete imparato a usare strumenti che avevate lì a disposizione ma che non li sfruttavate fino in fondo. Quindi noi, docenti universitari, abbiamo imparato a insegnare a distanza, avevamo tutto lì pronto, però prima non l'avevamo mai sperimentato. Quindi abbiamo fatto un salto nel buio, ma abbiamo capito una cosa. Abbiamo capito che si può fare, che la tecnologia ci permette di lavorare anche a distanza. Solo che appunto è stata un'esperienza brutale, perché è stata un'esperienza incentrata sull'ordine, sul comando. Siamo stati obbligati improvvisamente a lavorare da casa, addirittura senza neanche poter uscire. Quindi all'insegna del tutti fuori dalle aziende, quelli ovviamente che non erano occupati nei servizi essenziali, e ricordo in particolare la sanità, e in particolare segnalo tutte le donne occupate nella sanità che quindi non hanno potuto godere del lusso di lavorare da casa. Ecco, tutti fuori per proteggersi a lavorare da casa. Ora siamo in una fase un po' diversa, è sempre emergenza, ma cominciamo a dire dentro, si rientra in modalità sicure, quindi è come se fossimo stati ammalati, ci fosse stata una terapia d'urto nelle prime fasi, ed ora siamo nella convalescenza. Una convalescenza complicata. Non vi racconto i patemi d'animo che abbiamo avuto nello studiare le discipline che sono state emanate in questo periodo. Dal mese di febbraio in poi è stato uno stillicidio di norme, una sopra l'altra, non si capiva che cosa stesse succedendo, non si capiva se le norme emanate dal Presidente Conte avessero forza di legge o meno, quindi un vero e proprio caos. In tutto questo caos noi abbiamo imparato però che per ragioni di emergenza, per ragioni superiori, per conservare la salute e anche mantenere il lavoro, si può lavorare da casa. Ma lavorando, quindi abbiamo imparato che si può fare. Si può fare ovviamente con l'emersione di un'opportunità, sfruttare le tecnologie, imparare a lavorare a distanza, imparare una cosa che non sapevamo fare, ma anche tanti pericoli che sono già in parte stati assegnati, il luogo in cui si lavorava, il rischio di sforare, di utilizzare anche il tempo proprio per il lavoro, e quindi di un eccessivo sfruttamento, di uno stress collegato a questa modalità di lavoro. Ma io vorrei soffermarmi su un discorso anche un po' giuridico di tendenza, cioè vorrei segnalarvi che in tutti questi mesi in cui c'è stato uno stillicidio di regole sul lavoro a distanza, sta emergendo questa cosa. Mentre nella legge base del 1917, che io dicevo parlava di un lavoro genuino, oggi
in cui abbiamo un lavoro che potremmo dire agile, un lavoro agile un po' più sbiadito, edulcorato, in cui non c'è scelta del singolo lavoratore, non c'è scelta del sindacato, è un lavoro agile obbligato. Dicevo, in questa evoluzione sta emergendo un nuovo dualismo che non c'era nella legge base. La legge base del 2017 si proponeva di disciplinare il lavoro agile in modo molto simile tra pubblico e privato, quindi uno strumento omogeneo in entrambi i settori. Oggi invece e l'obiettivo era doppio, era quello di aumentare la produttività e migliorare il benessere dei lavoratori, conciliando la vita familiare e la vita lavorativa. Mentre oggi che cosa sta emergendo? Sta emergendo che il legislatore pensa che il lavoro agile possa essere nel lavoro pubblico, nelle pubbliche amministrazioni, uno strumento di organizzazione, una misura di organizzazione per fare la famosa pubblica amministrazione 4.0, per realizzare quello che non siamo mai riusciti a realizzare finora, cioè digitalizzare le pubbliche amministrazioni, cominciando appunto dal personale. E in quest'ottica quindi vuole tanto lavoro agile nelle pubbliche amministrazioni, però l'esperienza di questo periodo non è stata molto soddisfacente, quindi il legislatore cerca di dare una botta al cerchio e un'altra alla botte. E quindi cerca di utilizzare un discorso di compromesso. Quindi dice, per ora nelle pubbliche amministrazioni si può fare il lavoro agile al massimo fino al 50%. Poi il prossimo anno si potrà innalzare e passare al 60%. Quindi l'indicazione di massima è che nel lavoro pubblico il lavoro a distanza dovrebbe essere una misura di organizzazione per modernizzare le pubbliche amministrazioni. E nel privato? Nel privato invece dovrebbe recuperare la funzione originaria, dovrebbe essere uno strumento di conciliazione tra vita e lavoro. Quindi nel privato dovrebbe essere una sorta di possibilità, opportunità per i lavoratori. Però nel fare questo ragionamento il legislatore si è anche reso conto di una cosa che è emersa in tutti i discorsi che mi hanno preceduti, che la pandemia inevitabilmente ha creato nuove diseguaglianze, ha creato nuove vulnerabilità, nuove disabilità e quindi nuovi rischi anche per la salute delle persone. E in quest'ottica il lavoro agile può essere anche visto come una sorta di antidoto, di cura, come un modo per dare la possibilità a lavoratori fragili di poter lavorare e realizzarsi anche rimanendo a casa. Ecco allora che il legislatore in questo momento sta prevedendo varie ipotesi, varie casistiche, ovviamente complicate, complesse, poco chiare, ma ve le segnalo, varie casistiche di utilizzo del lavoro agile come strumento di inclusione, come strumento per permettere a alcune persone di rimanere al lavoro, di poter continuare a lavorare da casa. E qui c'è un messaggio che mi piace molto, il messaggio che il legislatore considera il lavoro allo stesso tempo una cura. Quindi se una persona ha delle difficoltà di salute, permettergli di lavorare da casa può essere anche un modo per dargli una mano, per aiutarlo a riprendersi. Quindi uno strumento di cura. Quali sono i soggetti che possono rivendicare un diritto al lavoro agile? Quindi premesso, in generale al momento non c'è un diritto al lavoro agile, nessun lavoratore può rivendicare questo diritto, a meno che si trovi in due condizioni particolari, abbia grossi problemi di salute. Quindi nel caso di una fragilità per ragioni di salute elencata in modo molto puntuale dal legislatore, il lavoratore può chiedere il lavoro agile, può
chiedere di lavorare da casa, nel pubblico e nel privato. È un suo diritto. E poi c'è un'altra situazione. Cos'è stata la pandemia? La pandemia è stata lavorare da casa con tutta la famiglia riunita, bello, un momento piacevole, un momento anche per certi aspetti sconosciuto, però se nella famiglia ci sono diversi figli che frequentano le scuole elementari e che devono fare i compiti, i collegamenti, devono seguire forme di educazione, hanno bisogno di attenzione, di cura, lavorare e badare ai figli non è stato molto semplice. Quindi il legislatore si rende conto che l'epidemia, tra le varie difficoltà che crea difficoltà ai genitori di figli piccoli. In modo particolare ha considerato questi genitori in difficoltà da prima quelli che hanno figli fino a 12 anni, oggi sono quelli che hanno figli fino ai 14 anni. E allora comincia a prevedere per loro delle possibilità, vuoi dei permessi, quindi per stare a casa, vuoi la possibilità di lavorare da casa. Devo dire che all'inizio il legislatore pandemico ha pensato che i figli sono un problema delle madri e quindi ha previsto dei diritti, dei permessi per le lavoratrici madri. Oggi è un po' più saggio e quindi diciamo che prevede delle possibilità, dei permessi anche per i lavoratori padri. Quindi sta entrando nel nostro ordinamento un concetto di bigenitorialità. I figli sono di entrambi i genitori, quindi entrambi hanno dei compiti di cura e di educazione. È ovvio però che questo lo dice la legge, ma non basta che sia scritto nella legge, quindi bisogna andare a guardare la realtà concreta. E la realtà concreta ci dice che anche per tradizione, per cultura, anche per il fatto che quella che guadagna meno è la madre, insomma tutta una serie di spinte, pressioni, sensi di colpa, per cui spesso sono le madri che utilizzano di questo strumento. E quindi non c'è dubbio, c'è un grossissimo problema di genere. Tra i problemi sollevati dall'epidemia, dalla pandemia, non c'è solo il problema dei giovani, giustamente ha detto Boeri prima, i giovani sono quelli che lavorano con i lavori precari e quindi è ovvio che non vengono rinnovati i loro contratti, non vengono assunti, quindi sono quelli che pagano il costo del divieto di licenziamento, diciamocelo. Dicevo, accanto ai giovani non c'è dubbio che le donne sono tra i soggetti più danneggiati dalla pandemia. Per varie ragioni, ancora non ce ne stiamo rendendo conto, ma vedrete che i dati, le statistiche ci diranno questi, anche perché i settori che hanno sofferto di più durante la pandemia, quelli che non erano essenziali, che sono rimasti chiusi e che ancora oggi non riescono a ripartire, sono in gran parte del settore terziario ad alta densità femminile e quindi l'occupazione femminile è in grande sofferenza. Forse consapevole di ciò, il nostro legislatore, il legislatore regionale, mette assieme questo problema: lavoro, lavoro delle donne, conciliazione, lavoro agile. Quindi oggi, prima pagina del Messaggero Veneto, il titolo era Smart working e digitale cambia il lavoro in Friuli Venezia Giulia. Beh, sono d'accordo, ma ci avrei messo un punto di domanda, nel senso che vediamo se è davvero così. Quindi non c'è dubbio, l'obiettivo è quello di cambiarlo, ma vediamo se è davvero così. Mi sto riferendo al disegno di legge 105 del 2020, che è stato appena appunto varato, che ha iniziato il percorso. Che cosa prevede questa riforma regionale? Beh, innanzitutto, secondo me è una cosa positiva. Riforma una legge che ha funzionato bene in Friuli, la legge Cosolini del 2005, quindi una legge del mercato del lavoro che ha resistito per 15 anni, oggi la si riprende in mano, la si aggiorna, c'è stata una crisi, c'è stata la pandemia, rivediamolo, giusto?
Non solo, ma giusto perché ci si limita a fare un maquillage. Finalmente non si usano quelle prassi di buttar via l'acqua col bambino. Si prende il buono di quello che è stato fatto. Quindi il buono, la trama legislativa della legge Cosolini rimane, la si semplifica e tra le varie novità si promuove anche il lavoro agile. In che ottica lo si promuove? Ma lo si promuove in un articolo 50 che viene dedicato al... Quindi non c'è dubbio, il lavoro agile viene considerata una misura, uno strumento che può aumentare il benessere. Come si fa, come si è arrivati a questo testo che viene presentato? Ma, altro elemento positivo, finalmente si riprende la concertazione. Quindi si riprende il dialogo con le parti sociali, quindi è importantissimo il contributo delle parti sociali, quindi sono d'accordo con Landini sull'importanza dell'intervento del sindacato nel disciplinare il cambiamento del lavoro. Tra parentesi, la legge 81, quella originaria del lavoro agile, non menziona la contrattazione collettiva, non la chiama in gioco, la tiene fuori campo, non la impedisce perché non è vietato, ma non è nemmeno promossa. Io spero che ora, nell'ambito della riforma della legge sul lavoro agile, si introduca anche il puntello, la stampella della contrattazione collettiva. Ma a differenza di Landini ritengo che non si debba puntare tutto sul contratto nazionale, ma si debba puntare anche sulla contrattazione più vicina alla realtà da disciplinare. Quindi per me va benissimo il contratto aziendale, va benissimo il contratto territoriale genuini, benissimo perché possono disegnare un abito su misura per le realtà sociali e territoriali. Allora dicevo, benissimo, tutto bene anche nella legge regionale, però dobbiamo tenere presente che questa legge in realtà parla poco di lavoro agile, parla poco di smart working, parla poco nel senso che si limita a promuoverlo, a ritenere che debba essere agevolato, quindi potrà essere una misura di welfare aziendale, per dire cose che già conosciamo. Fa male a non parlarne? Fa male a non scrivere di più? Secondo me no, fa bene anche in questo perché se il legislatore regionale non può entrare nei dettagli del rapporto di lavoro, non può intervenire sui diritti e sugli obblighi delle parti del rapporto di lavoro. Quindi promossa a pieni voti questa idea di modifica della legge sul mercato del lavoro, però quello che voglio segnalarvi è che appunto lo smart working viene usato come bandiera del cambiamento, dove in realtà nelle norme c'è poco di norme dedicate al cambiamento, per dirvi come, in che modo lo smart working sia diventato il vessillo, l'emblema del futuro del lavoro. E allora, è un futuro del lavoro? È un diritto? Ma abbiamo già detto no, non per tutti. È un diritto solo per i più fragili. Ma è davvero un diritto per i più fragili? È vero un diritto al 50% nella pubblica amministrazione? C'è un lato oscuro, c'è un'ombra di cui nessuno parla. Lo smart working, se è vero che si può fare, e lo abbiamo imparato sulla nostra pelle, si può fare laddove è compatibile con la mansione. La parrucchiera non può farmi i capelli in smart working e così il medico non può visitarmi in smart working, c'è la telemedicina ma non è la stessa cosa. E allora sono andata a vedere i dati, perché i dati parlano, ci dicono le cose importanti. E allora ho detto, ma lo smart working, che è la bandiera, il nuovo articolo 18, il vessillo del nuovo modo di lavorare, ma chi potrà lavorare completamente in smart working? Cosa dicono le indagini italiane, internazionali, americane? Ci dicono che al momento 2/3 dei mestieri
non possono essere svolte in smart working. Quindi solo un terzo, come dice la ministra Dadone usando un neologismo orrendo, solo un terzo dei lavori è smartabile, solo un terzo, pochi. Non solo, ma qui c'è lato oscuro. Se poi vado a vedere quali sono quei 2/3 dei mestieri nei quali non si può usare lo smart working, scopro che sta emergendo una nuova polarizzazione del mercato del lavoro, che questi sono mestieri bassi, sono mestieri, come diceva Landini prima, umili, sono mestieri a basso reddito. Quindi lo smart working può diventare, se noi lo vediamo come un'opportunità di conciliazione e di benessere, può anche diventare, per chi non lo può fare, tecnicamente non lo può fare, può diventare una diseguaglianza, una discriminazione. Un terzo si può fare, quindi si può fare significa che è possibile. Che è possibile. Ad esempio, io faccio un lavoro per il quale è possibile lo smart working. Insegno, faccio didattica, è possibile. Ma se io insegnassi nell'elementare, direi che è impossibile. Cioè, direi che pur avendo tutti gli stessi strumenti informatici, non mi sentirei in grado di far lezione ai ragazzini, magari il primo anno di scuola. Quindi sarà anche possibile, ma è inefficace. Non solo, ma insegno all'università, come diceva il professor Boeri. Si può fare? Sì, l'abbiamo fatto per un semestre, lo continuiamo a fare adesso in modalità ibrida. Ma volete mettere il sorriso degli studenti in aula? Volete mettere, parlare, vedere degli occhi che magari mi guardano smarriti o vedere lo schermo piatto di un computer? Quindi è vero, si può fare, ma ne va di mezzo la qualità del lavoro. Quindi non c'è dubbio, la persona, la qualità del lavoro sono temi centrali. Quindi non c'è dubbio, lo smart working è una bella cosa, la possibilità di lavorare a distanza, di utilizzare le tecnologie, agevola, può essere fonte di benessere, ma attenzione, accanto alle opportunità c'è anche il volto scuro, ci sono anche i rischi di nuove diseguaglianze. Non solo, ma anche chi è così fortunato da poter lavorare in smart working. È proprio una bella cosa. Il lavoratore fragile, il disabile, che lavora a casa da solo, ma è proprio bene lasciarlo da solo, isolato? Ma è proprio bene lasciarlo esposto a rischi di confondere vita familiare e vita lavorativa? Oppure possono alimentarsi nuovi stress da lavoro? Ecco, dobbiamo essere consapevoli di tutto questo. Dobbiamo essere consapevoli perché nel disciplinare le regole di utilizzo del lavoro agile dobbiamo tenere presente che è uno strumento ambiguo, che taglia fuori alcune persone, ma può essere anche uno strumento di inclusione, quindi mi ricorda tanto il part-time. Non solo, ma che, e qui mi piacerebbe che poi Landini mi ascoltasse, dobbiamo davvero creare, inventare diritti di nuova generazione. Sì, il diritto alla formazione sicuramente, ma anche banalmente il diritto alla informazione, rendere edotti i lavoratori di che cosa stanno facendo, di cosa possono fare, di come potrebbero farlo. E anche i nuovi diritti alla disconnessione, al fatto di essere lasciati in pace, di poter quindi godere una vita privata che sia il diritto quindi di essere lasciati in pace, di non essere continuamente connessi. Quindi grazie. Quello che volevo mandarvi è questo messaggio. Sicuramente condivido il fatto che il lavoro da remoto, il lavoro a distanza è sinonimo di futuro del lavoro, perché è figlio dell'accelerazione delle tecnologie digitali, però sono sempre le persone che lavorano e quindi preoccupiamoci anche del benessere della persona. Grazie.